Buongiorno a tutti, grazie di essere qui oggi e grazie di essere qui a dare il benvenuto alla comunità italiana che da Croazia è venuta a trovarci. È stato per me veramente fonte di gioia ricevere quasi un anno fa la mail del dottor Rota. E il dottor Rota, che ha curato questo splendido progetto sulla storia degli orologi, della tradizione orologiaria nell'Istro Veneto, aveva questo progetto ambizioso e con molta umiltà mi ha scritto e mi ha chiesto appunto di collaborare sapendo del nostro importante orologio, di quello che rappresenta non solo a Chioggia ma oserei dire in tutto il mondo. Voi sapete, voi che ci seguite, voi di Chioggia, che questa amministrazione sta curando in particolar modo gli scambi culturali, sta cercando di uscire dal nostro isolamento e trovare tutti quei contatti nella comunità, nella storia, nelle persone, per riuscire a far mantenere viva la memoria della nostra tradizione, della nostra cultura, sia essa fatta di persone, di monumenti, di percorsi enogastronomici. Abbiamo lavorato nell'ultimo anno con varie persone, mi permetto di ricordarvi il contatto con Fernando Bellafante, che aveva scritto quel libro sulla marineria di Pescara, dove in realtà diceva: guardate che la marineria di Pescara è la marineria di Chioggia, è stata fondata da un popolo di chiogiotti, è stata fondata da alcune famiglie di pescatori che sono arrivate a pescare e hanno istruito gli abitanti del luogo. Partendo proprio dai cognomi si è arrivato a stabilire un legame e ricostruire la storia. Mi è fatto molto piacere sapere poco fa dalla dottoressa Musizza, che tra poco vi introdurrà nella comunità italiana di Firenze, sapere che ad esempio anche lì ancora esistono famiglie che portano il cognome Zennaro. Ovviamente è qualcosa che mi riempie di gioia, perché significa una tradizione, un legame che rimane al di là che siamo dalla sponda opposta del mare Adriatico. Abbiamo fatto un grande percorso anche grazie alla Regione, ai fondi regionali che ha messo a disposizione per poter coltivare certe iniziative e la produzione di libri. Ecco che mi fa molto piacere oggi che sia qui con noi anche il consigliere regionale Marco Dolfin, che invito ad alzarsi e a salutare tutti. Grazie Marco, grazie alla Regione che ci supporta e ci permette appunto di avere dei fondi che non sono mai troppi. Non sono mai troppi per queste iniziative, perché vanno proprio a sensibilizzare sulle tematiche, vanno a creare dei legami duraturi nel tempo. Voi sapete che come amministrazione ad esempio siamo entrati nella rete delle città del sale e anche questo ci sta portando molte soddisfazioni. Molte soddisfazioni perché? Perché ci leghiamo con le altre città che hanno condiviso con noi tradizioni, usi, e sono cresciuti nel tempo. Grazie anche alla rete del sale abbiamo potuto lavorare con altre città, ad esempio della Croazia, con Pirano, perché fa parte della rete, fa parte di quel gruppo di città che si ritrovano nella tradizione salinara. Le scuole per noi sono molto importanti, l'abbiamo visto, ve l'ho appena detto, con il progetto del sale, lo vediamo con tutto quello che sta facendo con noi e per noi il Palio della Marcigliana, sta lavorando molto bene con molte scuole, ricordando i vari mestieri, e l'abbiamo visto con i flag GAC. Abbiamo visto i mestieri, gli antichi mestieri della pesca che sono stati portati sia negli 11 territori dei flag GAC coinvolti, ma anche a Barcellona, all'Expo internazionale, che ci ha visto protagonisti, nello specifico con il maestro d'ascia Franco Varagnolo. È un lavoro intenso, è un lavoro continuo che ci vede tutti
tutti molto coinvolti. Ci fa piacere ad esempio per ricordare ancora questa univocità di direzione tra noi e la nostra regione, l'ultimo bando vinto dalla scuola Pascoli sulla giornata del ricordo. Un bando molto interessante che ha permesso a tutti i ragazzi di ricostruire il viaggio degli esuli. E si è fatto dimostrando, creando un piccolo diario dove si raccontava un po' cosa c'era dentro la valigia di queste persone, una valigia che aveva poche cose, perché la maggior parte di ciò che si sono portati via dall'Istria era un carico di emozioni ed era più appunto dentro il cuore. Grazie. Mi fermo un attimo perché vedo che è entrato in sala il nostro sindaco Mauro Armelao, vi invito a venire. Ho avuto mi si è esplosa la macchina, il motore mio e quindi sono con una macchinina piccolina che sto correndo dappertutto. Io non voglio rubarvi 20 minuti preziosi, però sono venuto a salutarvi anche e a ringraziare appunto i relatori. Diciamo ho degli affetti anche dall'altra parte, ecco, quindi si parlerà anche di questo, insomma, con Parenzo c'è stato anche il Crowfish, eravamo stati invitati anche come città, ho incontrato anche il sindaco di Parenzo che è venuto l'anno scorso alla Sagra del Pesce a Chioggia, quindi diciamo c'è già un buon rapporto tra noi e loro, insomma, ecco. Quindi ben venga del lavoro che si potrà fare tra la nostra città anche con l'assessore Zenaro, insomma quello che riguarda appunto la Serenissima, la cultura, e si sta lavorando molto in questo anche per, diciamo, sviluppare anche delle attrattività nuove della nostra città nei confronti anche dell'estero, e lo stiamo vedendo che è una città che sta ricevendo tanti apprezzamenti anche dai crocieristi che stanno arrivando dall'America, dal Canada, dall'Australia, dall'Inghilterra, diciamo sono questi i passeggeri delle crociere che arrivano in città, ecco. Quindi ripeto, è una città che merita attenzione, stiamo cercando ovviamente di impegnare sempre di più e qui c'è bisogno di tutti, insomma, ecco. Noi non chiudiamo le porte a nessuno, teniamo sempre porte e finestre aperte per tutte le collaborazioni che possono esserci anche con stati esteri, insomma, in questo caso, ecco. Quindi ripeto, siamo sempre pronti ad avventurarci, ecco, in nuove strategie turistiche, in particolar modo perché Chioggia ha una vocazione turistica importante, pur rispettando i residenti, perché molte volte i residenti è una problematica che vivono i sindaci, no? Delle località turistiche, se ne parlava anche in sede di G20S, che ci vuole sempre, sì, ok, organizzare il turismo, però ci vuole sempre il rispetto anche dei residenti, che molte volte vedono il turista come no, una persona che viene ad occupare la città, invece no, bisogna cercare di fare le cose comunque ordinate. Niente, io lascio la parola ad Elena Zenaro, scusate il ritardo, ma adesso mi si è scombusolato tutta l'organizzazione della giornata. Ecco, niente, Elena, vai, buongiorno a tutti, intanto benvenuti e buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti, mi siedo un attimo che poi devo scappare di là. Grazie. Grazie a te Mauro. Come diceva bene il sindaco, stiamo lavorando appunto molto con la crocieristica, c'è un continuo flusso di turisti, di visitatori che molto spesso diventano anche degli amici perché ritornano e trovano nella nostra città un luogo accogliente dove c'è cultura ma c'è soprattutto l'accoglienza della gente molto, molto solare e piacevole. Ciò che non ha evidenziato il sindaco e che mi permetto io di dirlo anche in questo percorso che abbiamo fatto e che faremo, ci saranno altri scambi culturali sia con Pirano dove appunto avremo altre iniziative, ma anche per rimanere diciamo nel legame Istro-Veneto ci sarà a breve la partenza di un popolo, di alcuni sardi che si sono ritrovati e vogliono fare il viaggio all'inverso di quello fatto tanti anni fa e lo vogliono fare ripercorrendo proprio le medesime tappe e saranno qui a Chioggia a fine agosto.
Fatta questa, diciamo, introduzione su ciò che abbiamo fatto, ciò che vogliamo fare, a me piacerebbe però ora calarmi nel vivo e farlo con la dottoressa Lara Mosizza. La dottoressa è presidente della giunta esecutiva della comunità degli italiani di Parenzo. In locandina avete visto che noi abbiamo dato un titolo al suo intervento, che è l'impegno operativo della comunità di Parenzo, cultura e attività sociali per la comunità locale. Io lo inviterei però prima a spiegare a tutti noi cosa significa essere presidente di una giunta esecutiva e cos'è la comunità italiana, cioè il prestigio, l'importanza che ha la comunità italiana a Parenzo. Grazie dottoressa. Buongiorno a tutti, è veramente un onore essere qua a Chioggia, che detiene uno dei orologi più antichi al mondo, sentiamo. Ecco, noi ci siamo imbattuti un lustro fa in questo bel viaggio, in questo bel percorso che veramente quotidianamente ci dà delle soddisfazioni nuove, degli orologi antichi ma nuovi perché non li conoscevamo, e stiamo conoscendo delle nuove persone, dei nuovi studiosi e di nuove sensazioni di quello che è la storia dell'orologeria antica, che prima era un po' una storia poco nota da noi, però orgogliosissimi perché proprio stamane ho appreso che Parenzo ha pure uno degli orologi più antichi dentro alla Basilica Eufrasiana, che è un complesso paleocristiano del V secolo e assomiglia moltissimo anche a Ravenna, soprattutto nei suoi splendenti mosaici. Ecco, ritornando diciamo a quella che è la comunità italiana, siamo parte di un popolo che, viste le vicissitudini storiche, se n'è andato. Noi siamo i rimasti, ovvero sia i discendenti ormai di quelli che sono stati rimasti, di quelli che sono rimasti sulle loro terre, come l'ha fatto mio nonno. Mio nonno ha detto: io non lascio la mia terra, era un agricoltore anche orgoglioso. Però altri, ecco, per una serie di motivi hanno scelto le vie dell'esodo. La comunità italiana, sia a Parenzo che in Istria, che nel Quarnero e in Dalmazia, è molto ben organizzata, perché ci sono 51 comunità tra Croazia e Slovenia, ovvero sia prima Jugoslavia, tutte consociate a un'organizzazione che si chiama Unione Italiana, a cui insomma siamo tutti consociati. Noi cosa facciamo? Facciamo cultura, salvaguardiamo i nostri usi, costumi e le nostre tradizioni, parliamo l'istroveneto, che sono un dialetto molto simile a quello vostro, e cerchiamo di mantenere quella che è una parte della nostra terra. Comunità italiana autoctona, sì, perché noi siamo rimasti sempre in Istria, non è che ci siamo spostati più di tanto. In seno alla comunità italiana ci sono le scuole. Parenzo ha una scuola ottennale, ovvero sia elementare e media inferiore, per far capire un po' quella che è la vostra realtà. In altre località, Rovigno, Pola, Fiume, ci sono anche scuole medie superiori in lingua italiana. Si tratta di scuole pubbliche statali, dove ecco, tutte le materie sono insegnate in lingua di insegnamento italiana, comunque scuole statali, ecco, questo volevo precisare. C'è anche un'università di studi, l'Università di Pola, che sforna professori di lingua italiana, di storia, e insegnanti di classe e educatori di scuole materie. Esiste anche un centro di ricerca storica che ha sede a Rovigno e che sforna annualmente
volumi di quella che è la nostra tradizione, la nostra storia, i nostri usi, i nostri costumi. Mi premeva di dire ancora una cosa. Parenzo e Chioggia sono legate da secoli, legate da genti, da comunicazioni, da commerci, dal pesce. Mio nonno mi raccontava sempre della casa dei peoti, che erano i piloti chioggioti, e in più di una poesia di autori d'origine parentina sono nominati i Bragozzi Ciosotti. Mi arriva anche notizia di una bella collaborazione tra l'associazione degli artigiani da una all'altra parte del confine, per cui credo che anche questi orologi ci accomuneranno quanto nel passato, tanto nel presente e io spero anche nel futuro. La comunità degli italiani di Parenzo, dico ancora questo, ha tantissime attività tra cori, tra gruppi strumentali, tra gruppi artistici e sono certa che da una o dall'altra parte delle sponde adriatiche questa amicizia certamente si rafforzerà. E poi c'è anche l'assessore Zennaro che, ecco, mi preme anche di presentare i suoi parenti istriani. Grazie, non mancherò di venire. Passo ora la parola all'altro director, a colui che ha creato, coordinato questo splendido progetto. È il dottor Franco Rota. La sua relazione ha il titolo Tappe e risultati dell'iniziativa e quindi va a ribadire l'importanza del ruolo della legge regionale del Veneto 39/2019. Grazie dottore. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Io ringrazio vivamente l'amministrazione comunale nella persona del sindaco che ho avuto il piacere di conoscere oggi e soprattutto l'assessore alla cultura che è qui vicino e che ringrazio anche per le belle parole che ha rivolto all'inizio, e non posso non ringraziare anche il dottor Frascati che, a quanto ho capito, è un po' un braccio destro dell'amministrazione per tutto quello che attiene alla promozione di questo simbolo della storia dell'ingegno anche umano, che è la storia dell'orologeria che parte molti secoli addietro. Ecco, io cercherò di sintetizzare molto brevemente per lasciare poi lo spazio alle relazioni scientifiche che entreranno nel vivo dei contenuti di questo volume che viene oggi presentato e che è disponibile, è stato messo a disposizione naturalmente di tutti gli intervenuti e che poi con un numero di copie resterà a disposizione del Comune in quanto partner del progetto per le altre finalità divulgative. Ecco, io ricordo che la prima fase di questo progetto è stata avviata addirittura il 1° settembre del 2019, quindi parliamo di più di 3, quasi 4 anni fa quasi, e dopo una serie di contatti e di lavori preparatori che si svilupparono tra la comunità degli italiani di Parenzo, oggi qui rappresentata, abbiamo sentito dalla Presidente della Giunta Esecutiva e dal Vicepresidente e giornalista Denis Visintin, e con rappresentanti esperti dell'Associazione Amici dell'Orologeria Pesarina. Qui abbiamo con noi oggi il responsabile scientifico di questo sodalizio, che risiede nel piccolo paesino di Pesaris, appunto nell'Alta Carnia in Friuli, da cui sono partiti 3 secoli fa questi primi esperimenti, ricerche e sviluppi nel campo dell'orologeria da torre in particolare. E questo sarà un tema che poi Alceo Solari appunto illustrerà più avanti. Il mio ruolo è stato quello di essere un po' a metà strada, perché vivendo a Trieste
e ho potuto fare da un lato da supporto a questi contatti con gli amici dell'Istria, dall'altro con le realtà venete. Ricordo che oltre al comune di Chioggia abbiamo tra i partner, abbiamo avuto fin dall'inizio Castelfranco Veneto, e soprattutto con la Regione Veneto che, come è stato già accennato, grazie a questo strumento legislativo che funziona benissimo da lontano 1991, poi con qualche modifica recente, ma quindi sono quasi 30 anni che attraverso due canali, cioè quello degli eventi culturali e delle iniziative divulgative e rispettivamente il canale dei lavori, cioè restauri di vestigia della venezianità in Istria, come possono essere gli Ormi di San Marco, come possono essere alcuni reperti anche assolutamente di grande interesse sia culturale sia turistico. Ecco, grazie a questa legge anche la comunità degli italiani di Parenzo con i partner ha potuto avere i fondi necessari per questa ricerca. Come si è svolto il progetto? Beh, innanzitutto il 12 settembre del 2019 venne presentato, come si dice, con un kick-off meeting, un evento pubblico che ebbe subito consentì di avere il polso dell'interesse che questa iniziativa riscuoteva negli studiosi e non solo, anche nel pubblico e nei curiosi, diciamo, curiosi nel senso buono. Successivamente abbiamo fatto una tappa, come dicevo, a Castelfranco Veneto e ancora in terzo luogo alla comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago, che a sua volta partner e dove avremo un altro appuntamento tra pochi giorni. Ci fu dopo qualche difficoltà, come le abbiamo avuto tutti, a causa della pandemia, evidentemente qualche, non dico ritardo, qualche rallentamento, ecco, perché la fase della ricerca naturalmente imponeva di andare fisicamente a consultare degli archivi, ad accedere a lettori, ai campanili, cercare di individuare i dettagli anche di questi antichi apparecchi, fotografarli e così via. Comunque questa fase è stata anche condotta nell'arco di un anno all'incirca e poi si è provveduto a una prima presentazione dei risultati nel convegno tenuto al 20 ottobre del 2020. In quel momento venne presentato, oltre ai primi atti così in chiave digitale, venne presentato il sito intitolato appunto Il Tempo della Serenissima. Qui vediamo una pagina, non abbiamo il tempo di farlo girare, ma è interessante notare che questa mappa interattiva consente in concreto di visualizzare e poi di scegliere, per chi è interessato, delle schede tecniche, delle schede che danno un'idea degli aspetti essenziali, no? Sugli orologi censiti. Attualmente sono presenti 54 località, in qualche modo visitate, contattate, selezionate. È un lavoro che non possiamo dire di aver finito, di aver concluso, perché direi di mese in mese vengono fuori delle nuove notizie interessanti, poi anche Denis accennerà dei nuovi ritrovamenti assolutamente interessanti e quindi, come dire, il sito consentirà ancora di implementare altre evidenze di questa realtà che va esattamente dal Veneto fino all'Istria, ma a tutte anche le isole della Dalmazia, la Dalmazia stessa, si arriva fino al Montenegro e volendo c'è anche qualcosa verso la Grecia, in Albania, ma diciamo fermiamoci al momento fino a Cattaro per darvi la dimensione di questa presenza dell'orologeria
friulano-veneta in queste terre. Il percorso è proseguito poi con una seconda fase del progetto. Qui vediamo il convegno a cui facevo cenno del 2020, in cui causa il Covid naturalmente si lavorava per lo più in via telematica da remoto, e si ebbe subito una buona risposta anche, devo dire, dai media. Questa è una doppia pagina, un inserto della Voce del Popolo del 21 novembre 2020, curata dal Denis Visintin con gli apporti dei partner, in cui venne riassunto un po' l'esito di tutte queste prime ricerche. Unendo un po' l'utile col dilettevole, c'è stata anche una interessante visita di studio da parte di un nutrito gruppo, circa una quarantina di associati di questo gruppo di Pesaris, l'associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, che nel maggio del 22 ha potuto visitare in concreto queste realtà, essendo anche ricevuti nel municipio di Parenzo, e poi con una visita a Orsera, che è sempre lì sulla costa istriana. Concludo ricordando ancora una volta che oggi viene presentato questo libro che rappresenta un po' il clou del progetto. Le presentazioni si stanno susseguendo, da quella di Parenzo che abbiamo svolto al 5 di questo mese, oggi siamo qui, saremo a Umaro giovedì 25 e chiuderemo il ciclo poi a Castelfranco, credo l'8 giugno. Si sta mettendo appunto adesso il programma. E la ringrazio, Assessore. Grazie a lei. Più volte ha citato il dottor Denis Visintin, giornalista, redattore responsabile di questa splendida opera, che è venuto a venire qui e illustrarcela. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, a me fa molto piacere essere qui con voi, come a tutti gli altri nostri amici. Ecco, oggi si conclude una tappa di questo nostro percorso iniziato 5-6 anni fa, una tappa che ha avuto tra l'altro anche una visita di parenti a Pesaris, ma che è iniziata simbolicamente quando io lavoravo al castello di Pesino, e un giorno d'un tratto mi vedo capitare in ufficio il signor Alceo con le sue sorelle, con la sua famiglia, e che mi propongono questo progetto innovativo, diciamo. Io nel castello, ero direttore del Museo Circo di Pesino, avevo gli orologi della famiglia solari, ma mai avrei pensato di un giorno occuparmi di questo progetto. Qui in copertina vedete un quadrante d'orologio che è il quadrante dell'orologio di Buie, la sentinella dell'Istria come la chiamavano. Questo orologio mi ha accompagnato per tutta la vita e soprattutto per 4 anni, perché io sono di Buie, anche se abito a Parenzo, ma dall'81 all'85, quando frequentavo la scuola media di Buie, io lo caricavo questo orologio. Quindi era destino che dovessi io, quale storico, fare questa ricerca o promuovere questa ricerca, partecipare, che è pionieristica in Istria. Noi sappiamo che tempo fa è stato fatto uno studio sul castello Morosini di San Vincenti, e nell'ambito di questo studio vengono citati alcuni orologi, l'orologio di San Vincenti, l'orologio di Cherso, però questa è una prima opera pionieristica che riassume tutto quanto si sa sull'orologeria degli orologi da torre, e soprattutto sull'orologeria pesarina in Istria. Ecco,
Le indagini, come ha detto già il dottor Rota, sono state accompagnate in un primo momento da una difficoltà, visto che c'era anche il divieto d'accesso agli archivi causa il Covid, per cui molta documentazione c'è stata non l'abbiamo potuta vedere. Ecco, comunque si è sviluppata questa corrispondenza con gli archivi che per via telematica ad ogni modo informatica ad ogni modo ci ha concesso di arrivare a certa documentazione e a certi orologi. D'altra parte c'è stata questa indagine che è stata svolta sul campo. Noi sappiamo che in Istria esistevano almeno una quarantina di orologi da torre collocati dalla famiglia Solari, non tutti in campanile accessibili purtroppo, ma è venuta fuori, ne abbiamo trovato almeno 10-15 di orologi tutti quanti catalogati secondo i criteri museologici, e quindi criteri che consentiranno ai conservatori o a chi un giorno vorrà occuparsi di praticare il recupero di questi orologi. Alcuni sono ancora consonanti, altri no. E comunque, partendo da tutto questo, ecco che è nato questo bel libro che riassume gli interventi che sono stati presentati ai convegni di cui ha accennato prima il dottor Rota. Nella prima parte vedete gli interventi introduttivi, i saluti del nostro presidente della comunità Omosizza, del sindaco di Parenzo Loris Persuris, che ha appoggiato subito questa iniziativa, ma anche della presidente della comunità degli italiani di Umago e vice sindaco connazionale italiana di Umago Floriana Bassanese Radin. Ci sono anche gli interventi di saluto di Lara Mosizza, di Rosa Maria Solari, presidente dell'Associazione degli Amici dell'Orologeria Pesarina, e quindi di altri assessori che hanno partecipato in rappresentanza dei comuni a questo convegno. Certamente la parte più interessante, oltre allo studio di Franco Rota che è presente nel sito web di cui abbiamo già parlato, sono gli aspetti storici, gli articoli storici. Ecco, emerge soprattutto nella sua parte iniziale l'articolo presentato da Alceo Solari e da Adelchi Puschiasis, che praticamente presentano lo sviluppo di questa storia dell'orologeria pesarina. Fin dagli inizi si ipotizza la Foresta Nera, no? Fino ai primi passi mossi nella Valle Pesarina, per poi arrivare all'espansione di questa tradizione portata avanti inizialmente dai Cappellari e dai Machin e poi soprattutto dai Solari che a partire dal XVIII secolo hanno praticamente egemonizzato questa attività. Parlo di cognomi Machin, Solari, ancora presenti in Istria, i Cappellari anche e soprattutto. Ecco, proprio l'altro giorno, mentre si parlava praticamente mentre il libro andava in stampa ormai, c'era il collega di Castelliere, un paese vicino a Parenzo, che mi dice: ma guarda che qua ci sono le tombe di molte famiglie che portano il cognome Solari, e quindi certamente anche sotto questo aspetto noi dovremmo tornare ad indagare la questione. Poi c'è l'articolo del sottoscritto che in pratica riprende quanto scritto da Alceo e da Adelchi Puschiasis e praticamente si concentra su quella che è la presenza di questa orologeria in Istria, rinvenendo almeno una decina di orologi tuttora attivi o funzionanti, e soprattutto rinvenendo anche l'attività di certi orologiai tuttora presenti in Istria. Un'arte questa che purtroppo sta scomparendo e che diciamo ha poco futuro, però nonostante ciò quest'arte resiste ancora. Proprio l'altro giorno ho saputo che ad Albona c'era l'orologiaio Bruno Fable che
riparava l'orologio solare di Albona. Lui non ha proseguito più questa attività, è andato in pensione, però suo nipote ha ripreso l'orologeria in mano. Non è questo il caso purtroppo dell'orologeria di Pisino del signor Francesco Paladin, che praticamente l'attività di Paladin era iniziata ancora, della famiglia Paladin era iniziata ancora negli anni 30 e adesso questo si concluderà perché nessuno in famiglia pensa a continuare questa attività. Comunque va ricordato che, perché ho fatto anche questo discorso di Pisino, perché i solari, anche se partono da Pesaris, a un certo punto nel 1415 danno vita al ramo di Pisino della famiglia Solaris. Quindi per un certo periodo ecco che si svilupperà in Istria l'attività orologiaia dei solari di Pesaris e l'attività dei solari di Pisino, che poi mi diceva al SEO si è sviluppata un ramo d'Alma a Sparato o a Ragusa. Quindi vedete come lentamente questa attività orologiaia comincia a prendere piede. Ecco, diceva Franco che ultimamente di continuo ci arrivano notizie su questi orologiai o sugli orologi della famiglia Solari di Pesaris o di Pisino. Ecco, proprio l'altro giorno ci è venuta notizia di un orologio pesarino realizzato, un orologio da muro pesarino realizzato alla fine del 1800, verso il 1898, da Antonio Solari, che aveva la sua sede a Pisino. Questo orologio è ancora funzionante, ha quindi 100 anni, anche più. E mi diceva l'orologiaio, il signor Paladin, che è un orologio inquadrante come se fosse stato messo in funzione oggi. Lui va ogni tanto in questa famiglia, aggiunge un po' d'olio e l'orologio continua a funzionare, c'ha più di 100 anni. Ecco, avevo chiesto proprio a Paladin come erano questi orologi, gli orologi dei Solari, sia di Pisino che di Pesaris. Ha detto, erano orologi all'avanguardia, orologi precisissimi, certo, ha detto, non al minuto secondo come quelli di oggi, ma per il tempo erano molto molto all'avanguardia. Ecco, se poi tra gli altri articoli ricorderei quello di De Amberka che riassume quello che è stato il fenomeno dell'emigrazione carnica in Istria. L'emigrazione carnica in Istria si è svolta particolarmente fra il 1400 e il 1700. Inizialmente era un'emigrazione, quella dei cremar, degli artigiani, di tipo stagionale, poi lentamente è diventata definitiva, causa i matrimoni soprattutto. Ecco, anche se ancora all'inizio del XX secolo i Carnielli residenti in Istria andavano a prendere moglie in Carnia. Mi diceva una mia amica, la moglie del professor Baldini, che è anche uno dei autori del testo, ha detto mia nonna era carniera. Ecco, quindi abbiamo tentato di includere l'attività degli orologiai pesarini in questo contesto, e si include veramente in questo contesto in quella che era l'ultima fase praticamente dell'emigrazione dei Carnielli in Istria. Ecco, e c'è poi l'articolo di Marino Baldini che riguarda l'architettura dei campanili in cui sono collocati questi orologi da torre in Istria. Emerge praticamente un altro fatto interessante per quanto riguarda la storia dell'arte istriana, che dietro alla collocazione di questi orologi e alla sistemazione degli orologi nei campanili, in realtà molto spesso ci stanno ben più alti progetti di sistemazione delle piazze, cosa questa che è stata evidenziata anche da Leonardo Sernagiotto e da altri, e credo anche dall'amico Frascati per quanto riguarda l'orologio di Chioggia. Ecco, quindi c'è l'articolo di Sernagiotto che riassume quella che è stata
la storia dell'orologeria nella Castellana Veneta praticamente dal XIV secolo in avanti fino all'arrivo della famiglia Solari, e l'ultimo capitolo è dedicato praticamente all'orologio di Chioggia che ci sarà presentato oggi, l'orologio più antico al mondo. Ecco, in questo modo diciamo, siamo riusciti a creare un percorso, una storia, quella dell'orologeria, che io spero continui, anche perché di continuo ci arrivano notizie sugli orologi. Ecco, vi dico anche due cose, due curiosità. Ecco, nel 1928 i Solari hanno collocato l'orologio sulla torre del Palazzo Ducale di Ragusa, in Dalmazia. L'archivio lì è ricco di notizie, ci sarà presto messo a disposizione, c'è anche qualche foto. E quando hanno collocato questo orologio, l'azienda, i Famiglie Solari, ha emanato una licenza di garanzia valida per 105 anni, quindi ancora valida, ancora attuale. Un'altra cosa, c'è un film che si chiama Terminal nella versione croata con Tom Hanks, e Tom Hanks che praticamente ha il ruolo di questo personaggio che per vari motivi giunge all'aeroporto Kennedy di New York, per vari motivi, mancanza di documenti, che ne so, non può uscire. Viene inquadrato, me l'ha fatto notare un collega dell'Università di Zagabria, viene inquadrato di continuo l'orologio Solari dell'aeroporto. Ecco, quindi tanto per dire qual era l'importanza internazionale assunta da questi orologi e da questa famiglia. Per me personalmente è stato un piacere, in quanto storico mi sono occupato di molti altri argomenti. Di questo no, è stata una novità, ma vedo che dovrò occuparmi di queste cose anche in futuro. Ecco, grazie. Grazie, veramente molto interessante affrontare insieme questo percorso che è stato fatto per portare appunto sulle nostre mani questo splendido libro. Soprattutto grazie per dimostrare come possiamo vedere questo percorso in chiave attuale. Scoprirlo in un film, probabilmente i nostri bambini piccoli ignorano il percorso, l'orologeria, lo studio che c'è alla base, si dà molto per scontato. Invece quando si riesce a ritrovare artigli, diciamo anche molto attuali, contestuali, a mio parere danno quella marcia in più, soprattutto per i più giovani, per imparare ad apprezzare invece come siamo arrivati qui, a capire l'importanza della storia, ad apprezzare il percorso che certe famiglie hanno fatto. E quindi per me è veramente un onore oggi avere a Chioggia un esponente della famiglia Solari, Alceo Solari, che invito a raggiungerci, venire qui con noi e raccontarci un po' la nascita e lo sviluppo dell'orologeria. Grazie dottore, perché veramente... Buongiorno, grazie di essere venuti a questo incontro. Per me è un piacere presentare, diciamo, la storia praticamente di manufatti che parlano, diciamo, di una famiglia, ma di più famiglie, e parlano soprattutto di come è nato. Diciamo, la prima domanda che noi ci siamo fatti: come nasce un mestiere, praticamente un paesino di montagna nel 1650 che inizia a costruire orologi. Questa è la prima domanda che ci siamo fatti, ed è una domanda secondo noi fondamentale, cioè come si esprime questa capacità, da dove deriva, quali sono le influenze, quali sono le competenze, da dove nascono. Noi nella ricerca che abbiamo fatto abbiamo praticamente due poli di apprendimento, cioè io lo chiamo la cultura della migrazione, cioè praticamente i canici viaggiavano in Europa e portavano a casa
quello che trovavano di più innovativo, cioè il commercio che sviluppavano era legato molto alle spezie che venivano comprate a Venezia e vendute praticamente dall'impero austro-ungarico, e altri artigiani praticamente carnici sono molto noti anche nell'ambito della tessitura. Queste però noi abbiamo avuto competenze, diciamo, del polo austriaco, austro-ungarico, ma anche del polo veneziano. Cioè Venezia esisteva praticamente l'arsenale che concentrava il sapere, diciamo, più avanzato del periodo, cioè i tecnici, i fabbricanti, diciamo, di meccanica diciamo, in ferro, provenivano perché servivano per produrre, diciamo, le armi nelle navi, ma anche tutte le attrezzature legate al ferro, quindi la fonderia, la fusione. E a Venezia intervenivano anche i saperi, diciamo, di Padova, cioè Galileo Galilei era anche un consulente dell'arsenale di Venezia. Quindi queste polarizzazioni di competenze si ritrovano praticamente espresse anche nei manufatti. Noi abbiamo praticamente 300 anni di storia in cui raccontiamo diciamo, l'evoluzione della misura del tempo, partendo praticamente da una misura del tempo locale in cui ogni località aveva un suo tempo, cioè il tempo di Pesaris non è il tempo di Chioggia, cioè il tempo di Pesaris era legato alla nostra meridiana di Pesaris, Chioggia la sua meridiana. Ed era il famoso tempo, diciamo, che è stato raccontato anche da Goethe, cioè quando Goethe è arrivato praticamente in Italia, si è trovato di fronte a una lettura del tempo diversa da quello che lui aveva in Germania. Cioè, quindi noi abbiamo un tempo locale che iniziava praticamente a misurare il tempo partendo all'imbrunire, mentre i paesi germanici il tempo lo dividevano praticamente a mezzogiorno e mezzanotte. Quindi già questo tipo di distinzione fra il tempo nostro e il tempo che noi chiamiamo oltremontano ha creato dei problemi. Cioè, nel senso che quando poi finito, diciamo, l'impero veneziano abbiamo dovuto adottare, diciamo, la misura del tempo francese, abbiamo dovuto cambiare anche i quadranti. I quadranti che avete qui voi qui a Chioggia è un quadrante, diciamo, che rappresenta il tempo locale del periodo e parte a raccontare il tempo partendo dall'imbrunire, che è il tempo all'italiana. Il tempo invece oltremontano invece vede come misura il mezzogiorno e la notte. Quindi vediamo che dietro l'orologio c'è anche una cultura praticamente di organizzazione sociale, di modelli di vita, di concetti, di modi di rappresentare anche, diciamo, la nostra società. Da questo modello qui siamo passati poi al tempo sincronizzato che, diciamo, si è dovuto adottare quando sono nate le ferrovie, cioè i tempi dovevano essere programmati, esatti, precisi, quindi c'è stato questo passaggio successivo e oggi arriviamo praticamente al tempo atomico che ci distribuisce il tempo su qualsiasi tipo di strumento che abbiamo, cioè dal telefonino al computer, cioè tutti i meccanismi sono legati al tempo. Quindi questo per noi è importantissimo e quindi arriviamo poi anche alla comunicazione del tempo che avviene sì partendo dai modelli pubblici, ma arriviamo anche alla comunicazione per le ferrovie, per gli aeroporti e quindi alla nascita di nuovi modi di progettazione in cui sono espresse delle genialità. Cioè noi abbiamo avuto la fortuna che nella famiglia Solari è nato un inventore che ha inventato un nuovo modo di dare il tempo che noi chiamiamo digitale lettura diretta. Prima il tempo era analogico, con la lettura attraverso delle lancette, poi siamo passati alla lettura diretta, cioè quindi il tempo immediato che è dato, diciamo, dei primi orologi a scatti di cifre. I primi orologi a scatti di cifre sono nati nel 1935 a Firenze, sono stati installati proprio nella stazione di Firenze, ci sono ancora, quindi se voi andate a Firenze trovate all'interno dell'edificio della stazione trovate i primi orologi a lettura digitale inventati da Remiso Solari. Da questa prima lettura digitale sono poi sviluppati
dei modelli di comunicazione del tempo, diciamo, calendario, e poi siamo arrivati a dare un'informazione di partenze e arrivi sempre con letture, diciamo, di tipo digitale. Questa è un po' l'evoluzione della nostra storia. I legami, quindi noi cosa che sostanzialmente diciamo? I legami, cioè quello che io vedo come motore di sviluppo di questa storia è un motore legato alla migrazione, allo spostamento delle persone, alle persone che comunicavano con altri mondi, che portavano in casa delle competenze e le riuscivano ad applicare. Un bellissimo documento che noi abbiamo raccolto recentemente, il documento del nostro bisnonno, che era presente a Parigi nella manifestazione, diciamo, a Parigi praticamente si teneva una fiera universale in cui erano rappresentate tutte le tecnologie degli orologi dell'epoca più avanzate. C'erano gli americani, c'erano gli inglesi, c'erano i francesi, e il nostro bisnonno ha fatto una relazione indicando quali erano le novità più avanzate di quel periodo. Ha portato queste novità a Pesaris e poi le ha messe in funzione, le ha messe attivate. Quindi questo è il modo di avanzare, di affrontare problemi, di risolvere problemi e di creare anche relazioni e rapporti. Grazie della relazione, di aver condiviso con noi anche i ricordi di famiglia, un percorso fatto, e di aver evidenziato come sia importante lo spostarsi, l'entrare in relazione con altre comunità e condividere le competenze proprio in un'ottica di crescita continua e di miglioramento complessivo. Arriviamo adesso alla nostra ultima relazione, il dottor Angelo Frascati, che ha condiviso con me fin dall'inizio questo progetto, perché quando il dottor Rotta mi aveva contattato e mi aveva detto appunto scrivi qualcosa, mi dai qualche indicazione, vogliamo parlare dell'orologio di Chioggia, io ho pensato subito al dottor Frascati. Non poteva che essere lui il presidente del nostro gruppo culturale Dondi dall'Orologio, il nostro massimo esperto del Dondi, che insieme anche al maestro Aldo Bullo porta avanti questa tradizione, grazie anche a Cesare Mantovani, perché nel libro troverete le sue fotografie, e grazie ai volontari della Torre dell'Orologio. Dopo, quando avremo concluso appunto con queste relazioni, andremo a visitarlo. Per chi non lo conosce, ci sarà là il professor Luciano Bellermo, ci saranno altri volontari che insieme anche al dottor Frascati potranno illustrare e dare ulteriori informazioni. Tra l'altro, per chi ha avuto modo di passare o di mandare qualche amico, qualcuno che aveva chiesto informazioni lì alla torre, vedete come i volontari sono sempre pronti a spiegare ancora una volta, e soprattutto perché ho avuto modo come me di ritornarci più volte, vedere come ogni volta c'è qualcosa di nuovo. Ogni volta riescono a instillare una curiosità nuova, una volontà di approfondire, e questo è un sintomo di vivacità culturale, ma anche di ricchezza del nostro territorio. È evidente che non si finisce mai di imparare, di conoscere, di approfondire, e quindi lavoriamoci ancora insieme. So che il dottor Frascati dirà anche qualcosa a proposito dei legami con l'Inghilterra, e volevo anticiparvi che stiamo appunto lavorando per una borsa di studio. Si era paventato qualche mese fa, parecchi mesi fa, la volontà di approfondire questo legame del Dondi con l'Inghilterra, con la monarchia, e quindi nella seconda parte dell'anno cercheremo appunto di lavorare anche in quella direzione. Prego, dottore. Grazie.
ho un piccolo problema tecnico, prima che mi venga il torcicollo, se no facciamo così. Non mi appare sul monitor, ma non è importante, poi io non ho bisogno di microfono, microfono ancora per 4 mesi. No, scherzo. Grazie a tutti. Devo dire, manca qui oggi Aldo Bullo, che io dico sempre nelle conferenze, se non ci fosse stato Aldo Bullo noi non sapremmo chi sono i Dondi, se non sì, questo è l'orologio a Padova, qui non sapevamo niente, una via a Padova, via Dondi, basta così. E ne parliamo quando parliamo dell'orologio. Grazie Elena della notizia che mi dai dalla borsa di studio, mi hai preso in contropiede, quindi non avevo messo le diapositive, ma si possono per farlo in breve, se no. Noi ho prodotto in 12 anni qualcosa come 1700 diapositive, dipende da se vado ai ragazzi delle scuole materne, ai licei, ai medici, all'università a Padova l'anno scorso per l'800° anniversario, eccetera, gli studiosi che vengono a Chioggia per studiare l'orologio, eccetera. Quindi, siccome non avete tempo di stare una settimana con me, avevo un po' ridotto il tempo. Ecco qua. Allora, velocemente per gli ospiti che non conoscono Chioggia, ma ho visto che qualche volta anche i chioggioti non conoscono Chioggia. Io non sono di Chioggia, sono di Taranto, ma sono ormai dall'82 qui a Chioggia, i miei figli sono di Chioggia. Allora, era la città più importante del Medioevo per il sale. Era la città del sale, ed ecco quindi i collegamenti che sono stati fatti con le città del sale. Era una città ricca, piena di fermenti, e purtroppo la ricchezza finì con il saccheggio da parte dei genovesi nella guerra contro Venezia. I chioggioti riuscirono a fermare l'invasione di Genova in laguna, all'inizio della laguna, ma fu distrutta, saccheggiata. E quindi anche le saline furono in parte distrutte, inondate, eccetera. Clugia Maior e Chioggia, Clugia Minor sottomarina attualmente, oggi non è una giornata da sottomarina, è la città più popolosa del dogato veneziano. Ma arriviamo a Dondi. Non si sa per quale motivo i medici, adesso li chiameremo condotti, vedi, ho detto che non dava la voce da un mese, invece anche prima, vengono scelti nel bolognese. Era bolognese il medico che c'era prima di Jacopo Dondi, e lui nacque da una famiglia di bolognesi, e pensate, questa è sempre stata qualcosa di invidia. Io a 17 anni facevo ancora il liceo scientifico, lui era già medico, e quindi fece domanda per fare la successione a fare il medico condotto, medico fisico si diceva allora, ma era troppo giovane, fu giudicato troppo giovane. Ogni 3 anni c'era il concorso, 3 anni dopo, a 20 anni, viene nominato medico fisico, medico condotto di Chioggia, con 250 lire annue dal comune di Chioggia. Non sono mai stati splendidi a Chioggia per pagare i professionisti, quindi Anche adesso. anche adesso. Allora, questo qui è nell'archivio antico di Chioggia, consiglio del 26 dicembre del 1313, in cui c'è scritto questo atto di nomina di Jacopo Dondi. L'importanza dell'archivio antico di Chioggia, perché lì, poi ne parleremo riguardo l'orologio, però purtroppo andò bruciato, quindi abbiamo i documenti da un certo punto
in poi, qualcuno che è rimasto mezzo bruciato, perché tante cose ci mancano, ahimè, e avremmo saputo tante altre notizie della vecchia Chioggia. Sopra il museo è splendido andarci, ed è per gli studiosi, insomma. Vabbè, si sposò nel 27 e fece vari figli, quelli che a noi interessano, non perché siamo i soliti che ci interessiamo solo dei maschi, lasciamo le femmine, anche se le femmine normalmente allora delle famiglie benestanti diventavano suore oppure andavano in sposa dei ricchi del luogo, ma Gabriele, primogenito, e Giovanni li troveremo più avanti. Ecco qui. Furono avviati all'arte medica i due Rampolli. Qui sì, come Jacopo Dondi era stato a 17 anni diventato medico nella scuola del padre Isacco Dondi, anche questi diventarono medici nella scuola del padre. E non solo, a Chioggia cominciò una tradizione di scuola veneta di medicina che durò per alcuni secoli, perché si affiancarono a Gabriele e Giovanni alcuni allievi che provenivano da tutto il Triveneto e lì si iniziò questa scuola veneta chiogiotta, tant'è che ne abbiamo traccia, a proposito dei contatti con l'Inghilterra, ne abbiamo traccia perché Chioggia per secoli continuò a formare degli illustri medici. Abbiamo trovato un documento, questo è nell'archivio storico di Venezia, in cui la regina Elisabetta I chiese a un medico di Chioggia, perché nessuno riusciva a curarlo, affetto da tanti dolori e tante malattie, saputo della fama, pensate, a Londra, a Chioggia, lo chiamò. Questo medico, Cesare Scacco, ci andò e la regina a un certo punto, dopo circa un anno, disse di rimanere. Ma Cesare Scacco gli disse: vabbè, ma a me chi mi cura i miei interessi? Mi licenzieranno da medico condotto di Chioggia, tutti i miei averi, la mia famiglia, eccetera. E allora la regina Elisabetta inviò al Doge di Venezia, a Luisa Mocenigo, una lettera per pregarlo di curare gli interessi finché sarebbe stato Cesare Scacco a Londra a curare la regina, e questo è il suo manoscritto che abbiamo trovato nell'archivio storico di Stato di Venezia, lettere di re e principi, ed è, guardate che copò di firma faceva Elisabetta. Ecco qua. Nel 42 la sua fama di medico cominciò a superare i confini e fu chiamato a Padova a diventare, adesso si direbbe, preside della facoltà di medicina, una facoltà di medicina da ricostruire perché era stato suicidato in carcere Pietro D'Abano, che aveva fondato la scuola medica padovana di medicina, accusata di eresia e d'ateismo, perché allora fare lo scienziato era pericoloso, se si usciva da certi canoni dove non c'era al centro soltanto la fede, la religione e un certo tipo di religione. E in tutta la vita di Jacopo Dondi, e pensiamo anche a Galileo Galilei che dovette abiurare alle sue idee, e in tutta la vita c'è stata questa è una dote, qualcuno direbbe un piede da qua e un piede dall'altro, perché altrimenti non potevi portare avanti i tuoi studi, venivi giustiziato e poi i tuoi studi venivano interrotti. Allora lui sostituì Pietro D'Abano. Nel 1944, visto che si era insediato con la sua famiglia, tranne che con il primo figlio Gabriele, che prese il suo posto come medico condotto a Chioggia, e creò questo orologio astronomico che adesso noi vediamo in Piazza dei Signori, ma che non era in Piazza dei Signori, ma che guardava di lato, sempre dal Palazzo dei Carraresi, il Duomo dalla parte del Battistero, perché c'era il potere temporale e il potere civile. La torre appunto fu distrutto durante le varie guerre che allora si facevano, e quando Padova fu conquistata dai veneziani, siamo già oltre il 1400,
l'orologio, la torre fu ricostruita per metterci l'orologio, però questa volta la misero su Piazza dei Signori. Dici, ma perché Piazza dei Signori non è Piazza dei Duomo? Perché Piazza dei Signori, dove è messo l'orologio, guarda verso Venezia, e quindi bisogna avere un occhio di riguardo per chi ti ha conquistato. E questa poi è l'ultima in pietra d'Istria, l'ultima facciata fu fatta nel 1532 da Maria Falconetto. Allora, cosa serve un orologio astronomico? Non c'era il cannocchiale, c'erano il Sole, la Luna, 5 pianeti e le stelle, e di là si cercava, oltre che misurare il tempo, qual era l'aspirazione? Di conoscere quale poteva essere il futuro. I medici erano astronomi, astrologi, oltre che medici. E questo orologio di Piazza dei Signori ci permette, interfacciando con le 12 costellazioni dello Zodiaco, di poter costruire quali erano gli oroscopi, no? Quelli che per fortuna adesso non fanno più vedere alla televisione, quelli che dicono alla fine del 2019 che il 2020 sarebbe stato un anno bellissimo, pieno di cose sane. E quindi la persona che va sotto questo orologio, questo grande riquadro, può vedere le costellazioni, le congiunzioni, eccetera, può farsi un'idea. Anche perché una volta non si faceva nulla, soprattutto di importante, da un matrimonio a una guerra, non si faceva nulla se non si sapeva cosa poteva succedere in quel periodo. E ne parleremo poi con l'Astravio. Dopodiché lui pubblicò un'opera in 10 trattati, l'aggregato, era troppo lungo il nome, e questo aggregato era il primo libro di facoltà di medici e speziali farmacisti che si conosca, tra i primi che si conosce di questa portata. Andò avanti, fu adottato per qualche centinaio d'anni dopo in tutte le università europee. Ed ecco una copia originale del frontespizio trovato in archivio. Va bene. Dunque vedete, fino al 1576-1610, quindi oltre 300 anni circa, ci sono ancora ristampe. Va bene. Ma questo doveva essere proprio un uomo intelligente, era uno scienziato, era un uomo al di sopra, era certamente un qualcosa di veramente grande, perché probabilmente si pensa, quando camminava nelle canne di Chioggia e si bagnava i piedi, cominciò a pensare da come mai succedevano queste cose, e cominciò a studiare, a guardare, a alzare la testa verso il cielo per poter capire se ci poteva essere qualcosa. Ebbe questa idea. C'erano già stati degli studi anche antichi in cui si parlava, si ipotizzava di questo, ma nessuno era riuscito a fare una teoria, perché la teoria significa quando il Sole è lì e la Luna è lì, l'acqua è qui, eccetera, eccetera, fare dei calcoli, ma non c'aveva il cannocchiale lì. E quindi il trattato De Fluxu. Questo trattato De Fluxu è stato ristampato, tradotto da Aldo Burlo per la editrice Nuova Scintilla di Chioggia. Aldo oggi non è potuto essere presente, ha 90 anni, lo salutiamo, è il nostro guru. Allora, nell'opera di Giacomo Dondi si ipotizza, e lui lo afferma, perché quello riscontra ogni volta che il Sole e la Luna erano in quelle posizioni che l'acqua alta si abbassava o viceversa scendeva, che appunto vi era un effetto di queste congiunzioni e quadrature. Poi c'era naturalmente la variabilità dell'acqua, l'influenza di altri pianeti, le condizioni atmosferiche, il vento, eccetera, eccetera. Allora Almagià ne discute e dice: sì, certamente è qualcosa che lui, anche se c'erano precedentemente degli studi, ha elaborato quando era a Chioggia.
La cosiddetta appunto teoria lunisolare del Dondi nel Rinascimento fu ripresa dalla scuola padovana, lui era lì docente a Padova, anche grazie all'avvento della stampa, e diventò un testo di insegnamento nelle università di Padova e di altre città europee. Quindi non solo fu l'unico tra gli scienziati del tempo ad elaborare senza strumenti adeguati la teoria lunisolare, ma anche nei secoli successivi grandi scienziati come Leonardo e Galileo non compresero l'influenza, appieno questa influenza, e quindi Jacopo Dondi sortò veramente nelle teorie antiche portandole a quelle scientifiche moderne. Naturalmente poi nel 1642-1700, siamo già 300-400 anni dopo, c'era stato Galileo, c'era stato il Cannocchiale, c'erano stati altri studi. E poi, per non farsi mancare niente, sempre per l'esperienza che era stata a Chioggia, lui era a Padova, aveva dei possedimenti ad Abano, c'erano le acque termali, riuscì a tirar fuori il sale dalle acque termali delle terme di Abano e Montegrotto. Tra l'altro, per la prima volta su un documento ufficiale appare che a Padova c'erano delle terme, non era scritto da nessuna parte. Cominciò a estrarre il sale delle acque termali, però a differenza di Chioggia non era un grande affare, perché là l'acqua non era salata. Fu anche letterato, scrisse anche opere interessanti e soprattutto un dizionario dalla lingua latina al chioggiotto e viceversa, che è qualcosa di molto interessante e che noi abbiamo ritrovato. Vabbè, morì a Padova, adesso purtroppo la sua tomba non si è più trovata nel muro esterno del battistero, dove invece c'è quello di suo figlio Giovanni. Il secondogenito di Jacopo, appunto, è Giovanni. Nel 354, quindi a 24 anni, una persona normale conseguì la laurea in medicina sempre della scuola paterna, ma allora era già a Padova all'università, cominciò a insegnare lo stesso anno, entrò nel membro del collegio dei dottori di arte e medicina, insegnò l'astrologia, vedete, logica, astrologia, medicina, erano tutte collegate, e andò in giro anche per l'Italia. Ma arriviamo all'astrario, questo è il suo capolavoro. Andremo a visitare una copia nel pomeriggio nel museo, e sotto abbiamo la dottoressa Laura Guida, che ha fatto una tesi di laurea sull'astrario e ne ha fatto una riproduzione analogica, che poi è a fianco all'astrario, c'è il computer col suo programma che ci illustrerà oggi nel pomeriggio. Ci ha messo 16 anni. E a cosa serve questo astrario? Che cos'è? Beh, sotto c'è un orologio che segna il tempo, ma non è certo per vedere che ora è che c'è questa macchina, ma perché questa macchina misura il tempo, è un calcolatore analogico e serve per, secondo i movimenti dei corpi celesti, che sono quelli che si conoscevano allora, che sono tutti rappresentate, 297 pezzi in leghe di rame, 107 dei quali erano variamente dentate, pignoni, lo vedrete per chi oggi viene in museo. Si poteva praticamente, sono segnati i giorni della settimana e tutti i santi del calendario, tutte le costellazioni, e se tu guardi nella finestrella che oggi vedremo, la dottoressa ci farà vedere, guardi nel giorno d'oggi, vedi quali sono le tue congiunzioni, il tuo astro, eccetera. Però a che serve saperlo oggi? Lo sanno tutti. Ma se io fra 15 anni mi viene in mente di invadere la Germania, sposto avanti l'orologio, vedo quali sono le congiunzioni e vedo quali sono gli astri, se sono favorevoli in quel momento lì.
Uno dice, ma guarda, io basta che accendo la televisione, qualcosa la so già. E fu usato da molti potenti. Carlo V, che ne aveva una copia, forse dell'originale, lo distrusse in guerra perché non andava via mai senza il suo orologio con un addetto che lo consultava. Quindi ogni giorno sono indicati l'ora dell'alba, del tramonto, la latitudine di Padova, la lettera domenicale che determina la successione dei giorni della settimana, e quindi è un computer. Come vi dicevo, nel Medioevo nessun atto importante della vita, affari, cerimonie, viaggi, guerre e altro ancora veniva intrapreso senza congiunzioni favorevoli. Quindi sia l'orologio astronomico di Padova sia l'astrario avevano questa funzione. Questo è 70 centimetri, è trasportabile l'orologio sulla facciata del palazzo un po' meno. L'astrario di Giovanni fu usato per secoli dai potenti. Carlo V, re dei Romani, nel 1529, 150 anni dopo, quando fu incoronato da Papa Clemente VII, re dei Romani e dell'Italia praticamente, gli fu regalato da Francesco II Sforza, duca di Milano, questa copia che pare fosse originale, che gli aveva regalato Giovanni Dondi. Lui se ne innamorò, se lo portò dietro e se lo fece ricostruire dal suo ingegnere privato che aveva sempre dietro. Sei fortunata Laura che non ci sono meno in Italia guerre in questo momento, non ti tocca andare in giro insieme all'astrario. Lui ha fatto un trattato, il Tractatus Astrario Planetarium, dove ha disegnato pezzo per pezzo, ingranaggio per ingranaggio, come è e come si può ricostruire. C'era qualche difficoltà perché le misure erano quelle dell'epoca, una spanna, una penna d'oca, non so, robe di questo genere, ma avendo quali sono le misure si è riuscito a ricostruirlo. E ancora una volta l'edizione del Tractatus è stata tradotta e curata sempre dal nostro Aldo Bullo. Ne sono alcune copie. La prima che conosciamo è Luigi Pippa nel Museo Nazionale di Milano, e poi un altro nel Palazzo del Bo a Padova c'è, e un'altra ancora è stata costruita dal gruppo dell'Istituto Cavanis di Chioggia, dal gruppo Astario, coordinato da Aldo Bullo, ed è esposto nel Museo di Chioggia, che è quello che andremo a vedere oggi. Ed ecco qui la ricostruzione digitale fatta dall'ingegnera Laura Guida, che è il computer che è a fianco all'astrario, ed è al museo, che oggi potete ammirare. Un'altra cosa molto importante è l'amicizia tra Francesco Petrarca e Giovanni Dondi dall'orologio. Francesco Petrarca nel 1370 si stabilisce da qua, non è mai stato una persona tanto sana, un fragile direbbero i medici adesso, che odiava i medici, non i medici di Firenze, proprio i medici dottori. Era ostile fino all'invettiva, si trovano scritti in cui però Giovanni in qualche maniera era riuscito ad avvicinarsi a lui, cercava sempre di dare dei consigli che Francesco Petrarca non ascoltava mai, perché faceva delle diete, non che mangiava tanto, anzi forse il contrario, ma cose strane, no? Uno di quelli che fanno le diete su internet, insomma. E qui c'è una statua in Prato della Valle di Giovanni Dondi, mentre di Jacopo del Padre non abbiamo nessuna immagine. E questo è Petrarca, e Petrarca chiamava Dondi Medicorum principe dei medici, e odiava i medici. Ingegno eccesso che avrebbe toccato le stelle, si era accorto della sua intelligenza e creatività. E Giovanni Dondi, che come il padre aveva delle doti letterarie, scrisse un sonetto sulle sue pene d'amore all'amico
Francesco Petrarca, io non so ben se io voglia o perché io voglio, e Francesco Petrarca rispose con il suo famoso sonetto "Il mal mi preme, ti mi paventa il peggio". Nel suo testamento Petrarca dispose per l'amico Pioggiotto un lascito di 50 ducati per l'acquisto di un anello d'oro, e Giovanni Dondi ne constatò la morte di Petrarca il 19 luglio del 1374. Morì ad Abbiategrasso Giovanni e poi fu trasportata la sua salma nel Murestero del Battistero accanto all'ara del padre, che non si è più trovata. Però andiamo, qua non si vede benissimo, al nostro orologio. Non abbiamo nessuna prova che sia stata fatta dai Dondi, non c'è scritto da nessuna parte. E voi pensate che in quel periodo c'erano i Dondi a Chioggia che andavano a fare gli orologi dall'altra parte, ma non è suo questo. Non è suo perché non lo sappiamo. Perché è stato distrutto l'archivio degli anni precedenti. Per fortuna però abbiamo, anche per datare l'opera di questo orologio che dopo andiamo a vedere, come a Padova così a Chioggia i numeri non sono in dodicesimi, 1, 2, 3, qui fino al 12 e sono divisi, scusate, sono in dodicesimi. A Padova, scusate, è in 24, dall'1 al 24. Arceo prima ci aveva raccontato, paese che vai, misurazioni del tempo che trovi. Allora, qui non si vede bene, questo è Aldo Bullo con uno dei nostri amici che pensavo fosse qui, ma ci stanno aspettando alla torre. Nel 2000 si deve ristrutturare la torre, non c'erano scale, c'era questo vecchio ferrovecchio che era lì e stava pensando di ricavarne dei soldi dando al ferraiolo. Aldo, che da tempo nei vari scritti, le ricerche che faceva, pensava che ci fosse qualcosa in giro per Chioggia, disse: fermi tutti, non buttiamo via niente. Si arrampicarono con delle scale, le scale ci sono adesso, non vi preoccupate, non c'è bisogno che vi mettete le cinture per salire su, e va a ispezionarla, e siccome ha il sentore che si tratta di un orologio molto antico, e naturalmente qui è sporco, incrostato, eccetera eccetera, chiede al professore Ettore Pennestri, il professore con cui la nostra dottoressa ha fatto la tesi di laurea, è uno dei massimi esperti di meccanica applicata alle macchine, e alla dottoressa Marisa Domine, che è la presidente ingegnere, che è presidentessa del registro italiano degli orologi da torre. Questi vengono, guardate che stato era, e entrambi gli studiosi affermano che si tratta di un orologio molto antico e funzionante. Naturalmente dopo ci mettiamo allora a maggior ragione, bisogna che troviamo un documento. Abbiamo cercato anche tra i documenti mezzo bruciati in tutto l'archivio antico, eccetera, finché un giorno Aldo Bullo, che sembra così apparentemente freddo, abbiamo dovuto trattenerlo, abbiamo trovato un verbale di una riunione del Maggior Consiglio, che sarebbe il Consiglio Comunale, che del 26 febbraio 1386, dove veniva disposto il pagamento dei lavori di manutenzione dell'orologio a un artigiano orologiaio. Quindi sappiamo che stavano facendo la manutenzione nel 1386, ma non sappiamo quando è stato fatto e non sappiamo chi lo ha fatto, ma chiaramente se c'è una manutenzione minimo l'hanno fatto il giorno prima e massimo 10, 15, 20, 30 anni prima, chi lo può sapere. Ed ecco il documento trovato nell'archivio comunale di Chioggia, sezione storica, archivio antico, ricerche d'archivio di Aldo Bullo. Le foto sono di Cesare Mantovano, quello che ha fatto le foto sul libro. È stata veramente una bella esperienza. Allora, manca la data di fabbricazione e il nome del sottostruttore,
perché appunto è stato incendiato, ma far retrocedere questa data di alcuni decenni non è un'ipotesi azzardata. Tra l'altro, se i documenti che noi abbiamo dal 1379 in poi non appare nulla, ma ci appare come primo documento del 1386 la prima manutenzione, vuol dire che i documenti sono prima del 1378, ma vale a dire agli inglesi che li abbiamo fregato almeno per qualche mese il primato dell'orologio più antico del mondo. Allora abbiamo chiamato Chris McKay, il più importante e indiscusso esperto del Big Bang. Io adesso non vi preoccupate, non mi faccio uno spogliarello, ma vi faccio vedere la cravatta del Big Bang di Londra che lui mi ha mandato in omaggio. Dopo che è venuto a Chioggia, lui disse un giorno: lasciatemi alcune ore qui da solo, non voglio visitatori eccetera. Noi eravamo giù, c'era Aldo Bullo, forse la dottoressa Domine su, e poi disse sì, la sua grande antichità è indubitabile, certamente dal ferro non posso sapere quant'anno, ma avete il documento qui trovato in archivio, e lui. E quindi da allora abbiamo potuto dire sì, è l'orologio più antico del mondo. E noi allora abbiamo chiesto al comune di Chioggia di cambiare le taglie e di aggiungere città d'arte, come c'era scritto prima, dell'orologio datore più antico del mondo. Cosa ne facciamo noi di questo orologio? Naturalmente il nostro compito è quello di, lasciamolo fuori, il nostro compito è quello di prolungarlo in tutte le salse. Andiamo all'estero, sono stato a Como, sono stato a Padova, in varie università eccetera, però soprattutto di farlo conoscere ai chioggioti. E per farlo conoscere ai chioggioti abbiamo iniziato dalle scuole materne con il nostro amico Achille Grandis, che è un orologiaio che voglio che poi vi conosciate, è un maestro orologiaio. Ha costruito una copia dell'orologio dei Dondi in ferro, in legno, smontabile, e i ragazzini ogni volta noi lo portiamo smontato, arriva lui, lo rimontano insieme, ci giocano col peso, fanno vedere le lancette che si muovono eccetera. Questi ragazzini portano i genitori sulla torre. Poi l'abbiamo fatta alle medie, poi l'abbiamo fatta ai licei, e questo credo che sia un po' il nostro compito. Non ho messo, e ho finito, il terreno di diapositive degli inglesi. Cosa c'entra? Perché a un certo punto 3 lombardi, dice un libro inglese, 3 lombardi partono dal territorio lombardo e tutti dicevano: non siete voi, saranno quelli di Milano, no, saranno quelli che sono appena usciti dal bar a Milano e sono venuti qua. Ma i lombardi erano tutti gli italiani, perché a meno del nord, a meno del territorio del Po, perché i lombardi veniva da Longobardi che avevano occupato quella fetta di territorio e andarono a riparare un orologio che non ha niente a che fare con il nostro, che si era rotto, non era un orologiatore, uno dei meccanismi. E noi vogliamo sapere chi potevano essere questi 3 lombardi, padre e 2 figli, qualcun altro, non c'è nessun documento di questo genere qui, ma chi poteva partire dal territorio lombardo se non c'è nessun altro orologio di questo tipo nel territorio lombardo che poteva riparare un orologio che si era rotto. E questo è il compito di cui c'è bisogno di avere persone che vadano a studiarsi negli archivi inglesi, ed è la notizia che oggi mi dà l'assessore, mi rallegra molto. Questa è una foto, a parte la luce, è una foto, prova a spegnere un attimo la luce, è una foto brutta, mossa, eccetera, ma voglio vedere voi a stare un quarto d'ora con i piedi nell'acqua, aspettare che passava la luna, passava una nuvola e la luna si copriva, allora aspetta finché abbiamo scattato. Qui c'è acqua alta, c'è la luna,
il sole naturalmente a quell'ora era andato a letto, e è la nostra torre. Grazie. Io ringrazio tutti i relatori, ringrazio voi di essere rimasti qui fino alla fine. Vi chiedo se avete domande, delle curiosità magari da fare ai nostri relatori, ognuno per la propria competenza che ha dimostrato di avere. Nel mentre pensate magari a qualche domanda, a qualche curiosità, io vorrei donare a tutti loro 2 libri. Una è la nostra pubblicazione, una guida turistica scritta dal professor Ravagnan, che racchiude tutte le nostre peculiarità, riguarda Chioggia, Sottomarina, Isola Verde e dintorni, arriviamo fino a Pellestrina, per conoscerci meglio. E poi ho allegato un piccolo libretto che riguarda il progetto che stiamo portando avanti con i flag gag, 11 flag gag italiani sul patrimonio culturale della pesca. Ve l'avevo accennato in apertura, gli antichi mestieri della pesca. Ve lo allego perché condividiamo lo stesso mare, perché potrebbe essere uno spunto magari per una nuova pubblicazione, per nuove lavori e opportunità di confronto. Io so che il dottor Rota però ha anche qualcosa da condividere, me l'aveva anticipato ieri su nuovi progetti. Se ha piacere di anticiparlo, magari brevemente. Ringrazio, mi alzo in piedi perché vedo che anche lei si sono in piedi. Sì, avrei molto piacere che questi contatti che già si sono sviluppati, si sono intensificati, non vengano adesso, come dire, interrompersi. Allora, è stata ricordata quella legge regionale del Veneto, ne abbiamo parlato prima, l'ha ricordato l'assessore, e adesso è aperto il nuovo bando annuale e siccome io sono in contatto naturalmente non solo con la comunità di Parenzo ma anche nell'area del Buiese, ci sarebbe l'ambizione anche da parte di quella realtà, quindi non siamo sul mare ma siamo nell'Istria un po' più interna, nell'area dei castelli. Allora, qual è lo spunto? Lo spunto è dato dal fatto che a Momiano, nel Buiese, è stato recuperato con un investimento anche notevole di varie realtà, ma con una grande coesione, quindi fra lo Stato croato, la regione istriana, il comune di Bue, in qualche misura le comunità degli italiani per la parte culturale, ma anche la stessa regione Veneto con degli interventi sui restauri, è stato da un lato recuperato, messo in sicurezza, diciamo, quello che è rimasto dell'antico castello di Momiano che ci ricorda la venezianità, naturalmente i secoli XV-XVI. E allo stesso tempo, nell'ambito di una saggia, direi, politica del territorio e della valorizzazione turistica, la regione istriana ha individuato 7-8 poli di attrazione, quindi c'è il polo per l'olivicoltura, il polo per la nautica e così via. Momiano è stata scelta come casa dei castelli. Allora lì è stato inaugurato nel luglio scorso anno, quella che si chiama appunto la casa dei... è un centro multimediale, ma veramente devo dire una best practice, no? Un massimo dell'innovazione, quindi con le soluzioni in 3D, con le soluzioni per l'accessibilità degli ipovedenti, quindi con i modellini touch, con questi visori per la realtà aumentata. Quindi è un qualcosa che secondo me, oltre ad essere conosciuto, ancora promosso in Istria, sarebbe bello che sia conosciuto anche qui. Ma naturalmente è un discorso a due sensi, e crediamo che anche questa bellissima realtà di Chioggia, del suo loro tipico del mondo, non sia ancora conosciuta da tutti, per esempio in Istria, per esempio in Slovenia, in Croazia e così via. Ora che cosa abbiamo? Abbiamo per fortuna degli sviluppi anche di tipo
tangibile la caduta dei confini, l'ingresso della Croazia nell'euro dal 1° gennaio scorso. Tutto questo sta facilitando e per fortuna accentuando l'integrazione sempre nei due sensi. E quindi esiste questo auspicio, questa proposta che parte congiuntamente dal Comune di Buino, dall'Università Popolare Aperta di Buie, cui fanno capo le comunità degli italiani di territorio, e con l'appoggio della regione istriana, di avere Chioggia fra i partner come primo partner veneto di questo nuovo progetto che come titolo di lavoro si chiama Andate a Castelli, ma lo possiamo ancora declinare in un modo che renda bene l'idea del senso di questo interscambio che si vuole promuovere. La ringrazio Assessore per aver offerto l'opportunità di illustrare questa proposta e che speriamo venga accolta. È già accolta, è già accolta. Quindi sì, lo dico pubblicamente, ci siamo. Magnifico, guardi, la ringrazio. Pronti a lavorare E insieme. lunedì ne darò comunicazione quindi prontamente a questi promotori dell'Istria Croazia. Mi permetto ancora mezzo minuto per comunicare un'altra bella novità, cioè l'associazione Amici Orologeria Pesarina, di cui abbiamo qui il vicepresidente e responsabile culturale, sta programmando a sua volta un viaggio di studio qui a Chioggia. Lo sta preparando, lo anticipo, per il 26 giugno con una probabilità, quindi sarà un gruppo, non so se diciamo da 20 a 40, insomma una ventina ed oltre di studiosi associati storici di quella realtà che abbiamo visto essere veramente depositaria di un sapere che parte dai secoli fa, sicuramente nel 1725 veniva fondata la prima impresa artigiana a capelli solari, così venne denominata, e con un gruppo di esperti di questa associazione sarà qui da noi tra un mese più o meno.